Ancora tempi duri per la stagione montana della regione Veneto, con l'apertura ipotizzata ancora per il momento di riaprire quello che rimarrà della stagione sciistica dopo metà febbraio. Misure che hanno conseguenze pesanti sullo sport system e sul comparto turistico, dove gli impianti di risalita delle Dolomiti riuscivano ad attirare turisti da tutto il mondo. Tutto il mondo del comparto sciistico invernale soltanto in Regione Veneto vale circa 1 miliardo di euro. In tutto l'arco alpino, prendendo dentro anche qualche regione dell'Appennino, diciamo, che hanno stazioni sciistiche, stiamo parlando di circa 20 miliardi di euro. È ovvio che chiudere totalmente questo comparto significa mettere in difficoltà non soltanto gli impiantisti, ma tutto l'indotto che ci lavora attorno, quindi hotel, maestri di sci, ristoranti, bar, bed and breakfast, ex alberghiero, quindi significa essere completamente bloccati. Noi anche qui abbiamo chiesto una data vera di ripartenza, nel frattempo chiediamo aiuti e ristori immediati. Una mancanza, quella del turismo sportivo, che ricade a pioggia su tutto il comparto produttivo. Per questo la richiesta del governo è forte e chiara. Noi chiediamo assolutamente ristori adeguati ed immediati, perché il problema oggi come oggi è tenere in piedi le aziende. Se noi non salviamo gli impianti funiviari, queste aziende, gli hotel rischiano di chiudere per sempre e quindi di non riaprire i battenti nemmeno durante la stagione estiva. Quindi i ristori devono essere veloci, immediati ed adeguati.